Buongiorno, sempre a Bottidda. Ieri giornata primaverile, oggi con la cuffietta. Sto facendo il carico, anche se comunque stavo al 75%, ma approfitto che c'è questa bella fontanella. Allora, sto andando a vedere il nuraghe Erismanzano. Si passa per una proprietà privata, si sta proprio su una proprietà privata. È particolare questo nuraghe, adesso lo vedrete. Sono in compagnia della mia guida. Niente, ho beccato 2 cancelli chiusi, non me la sento di oltrepassarli, quindi niente nuraghe. Andate a vedere su internet. Ne torno indietro, anche perché non so, secondo me viene giù il diluvio, vero? Non so se si vedono, ma ci sono gli asinelli. Io adoro gli asinelli. Sono a Foresta Burgos. Questo non ho capito che cos'è. Tipo una grotta. Un pozzo sembra. Questa è la chiesetta di San Salvatore. Il resto sembrano tutte costruzioni abbandonate. Urbex. Nuraghe costa col villaggio, viene chiamato anche Sareggia. Qui ci siamo già venute con i nostri amici Paola, Roberto e Sofia.
le gare ci fanno e ci facevano. Allora, parcheggiato il van, adesso la destinazione è Mularza-Noa, che è una cascatella. C'è questo parco, ci sono vari sentieri. Andiamo. Mi sono sempre chiesta se possiamo ritenerci un popolo civile, visto che bisogna scrivere di portarsi i rifiuti a casa. Ma vabbè. Questa è la cascata. Molto carino questo parco, ci sono vari bracieri in pietra, i tavolini in pietra, anche il parco giochi. Che bello! Che è un agrifoglio! Ma è enorme, non ho mai visto così. Oltre al vento si sente il rumore dell'acqua, infatti c'è il fiume. E la cascata sta qua. Ponticello. Bisogna stare molto attenti perché hanno messo filo spinato proprio che ti uccide. La chiesa di San Bachisio a Bolotana. In realtà dice che è un santuario costruito nel XVI secolo su un sacello paleocristiano. Peccato che sia chiusa, ovviamente.